In attesa di avere dal governo una data certa per la riapertura delle spiagge, gli operatori balneari non hanno intenzione di aspettare con le mani in mano e farsi cogliere impreparati. Ecco quindi che da Bibbione a Rosolina, passando per Eraclea e Jesolo, le ruspe sono già operose al lavoro per sistemare gli arenili in vista dell'estate che verrà. Sì, esattamente, da qualche giorno abbiamo ripreso i lavori di preparazione delle spiagge, da Bibbione fino a Rosolina tutte le spiagge del Veneto sono in lavorazione per farsi trovare pronte al più presto e finalmente dare il via a questa nuova stagione. La costa veneta come si presenterà? Siamo consapevoli che sarà una stagione difficile, fortemente condizionata dall'emergenza che è ancora in corso, ma noi abbiamo sempre continuato a lavorare in queste settimane per proporre un nuovo concept delle nostre spiagge, allargare gli spazi, introdurre importanti accorgimenti dal punto di vista della sanificazione delle strutture, delle prenotazioni online, della possibilità di portare finalmente cibi e bevande sotto l'ombrellone, nuovi servizi per aumentare il livello qualitativo dei servizi allo stesso prezzo. Ripartire per i turisti ma anche per i lavoratori. Assolutamente, stiamo spingendo su questo punto, dobbiamo poter garantire non solo la continuità aziendale ma soprattutto la continuità occupazionale. Parliamo di migliaia e migliaia di persone, di lavoratori, di famiglie che vivono con un impiego stagionale. C'è un grande sforzo per rivalutare il senso etico del fare impresa, vogliamo aprire in primis per dare la possibilità occupazionale ai nostri collaboratori. Noi siamo convinti che questo momento di difficoltà debba e possa essere trasformato in una grande opportunità di rilancio per il nostro modello turistico, ci faremo trovare pronti, aspettiamo con fiducia che le istituzioni ci diano luce verde e io mi auguro che potremo tornare al mare in assoluta sicurezza ben prima di quanto non avremmo pensato solo qualche settimana fa.